bentrovati a un appuntamento con A Voi la Linea. Entusiasmo alle stelle per il ritorno a casa di Mirko Zanni, che a Tokyo ha conquistato la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi. Familiari, amici, compagni della pesistica e istituzioni lo hanno accolto in stazione a Pordenone. Poi la festa si è spostata in città, a Cordenons, dove è stato salutato dall'amministrazione comunale da una folla di persone. Commoventi l'abbraccio con nonna Emilia e il pensiero per il nonno che non c'è più. Mirko Zanni, sicuramente una grandissima emozione quella di indossare questa medaglia al collo, di vincerla, ma una grande emozione anche quella di tornare a casa a Pordenone e Cordenons e ricevere questo applauso e questo abbraccio da queste due comunità. Sì, è qualcosa di indescrivibile. Non mi aspettavo tutte queste persone, però se lotto, se continuo a lottare è anche per tutti loro. Quanto ti hanno dato la forza lì a Tokyo, anche il pensiero di chi stava a casa a fare il tifo per te? Sì, le prime parole che ho detto, infatti sceso dal podio, sono state che sapevo chi c'era a casa e sapevo cosa stavo facendo e non potevo deluderli, non avrei mai potuto deluderli e ci ho messo il cuore. Quanta fatica la pesistica di Pordenone è fatta, ma ne valeva la pena? Sì, no, assolutamente. Pesistica Pordenone dove sono cresciuto, sono nato, cresciuto e posso solo dire grazie, impeccabili. Il grande abbraccio della nonna qui e la dedica della medaglia al nonno che purtroppo non c'è più. Sì, la nonna è la mia più grande fan e mi supporta sempre, mi fa da mangiare, soprattutto le sue melanzane che sono buonissime e ovviamente al nonno che non ho mai nominato ma stavo aspettando l'occasione giusta, infatti andrò a trovarlo stasera. Obiettivi futuri? Si pensa già al dopo o ci si gode solo la festa? Questo è un punto di partenza, noi pensiamo già a Parigi, adesso ci godiamo un attimo di riposo, però da settembre siamo ancora più carichi che mai. Bella la piazza dei Cordenons così, eh? È casa, una parola, casa. Allora, nonna Emilia, che emozione riaccogliere qui il nipote con la medaglia al collo, anche lei l'ha toccata, se l'è messa al collo. L'ho anche baciata la medaglia ed è un ragazzo umile, buono e bravo, guarda, e ha meritato con tanti sacrifici per averla. Le voglio tanto bene. Emozione grandissima, la più bella emozione della mia vita, guardi. Mi ha dato una soddisfazione, io ho abbastanza anni e spero di vederlo anche con una medaglia d'oro al collo a Parigi. Mamma Federica e papà Giorgio, un'emozione incredibile. Sì, sapevo che veniva gente, ma così proprio con questo calore poi veramente è una sorpresa, bellissima, bellissima. Sono felicissima per lui, proprio un grande. L'effetto delle Olimpiadi. Sì. Insomma, non è una gara di tutti i giorni, no? E soprattutto vincere una medaglia, insomma, c'è tanto sacrificio, l'amore anche per lo sport che gli avete trasmesso. Ma il nostro settore ne aveva sicuramente bisogno. Erano tanti anni che eravamo a bocca asciutta, 37 anni per la precisione, e quest'anno sono arrivate addirittura 3 medaglie, quindi diciamo un grazie a tutto il nostro settore e speriamo che questo sia di esempio per altri giovani. Insomma. Sì. Batteva più il cuore davanti alla televisione o qui stasera con lui presente? No, davanti alla televisione era una cosa improponibile, eravamo distrutti davanti alla televisione, cioè proprio... No, lì non ce n'era, oggi è una gioia proprio pura, oggi veramente bellissimo, veramente bello. Sì, io ho perso 10 anni in 2 ore, quindi... Assessore Gibelli, insomma la gioia e la festa, l'accoglienza qui a Pordenone per Mirko Zanni. Mi sono commossa perché tanti ragazzi giovani e tante ragazze anche che praticano lo sport che credo che sia il più duro in assoluto in quanto a preparazione e anche a testa che governi poi i movimenti ed è veramente bello perché vuol dire che abbiamo tanta prospettiva
nella nostra regione per il movimento sportivo, per l'atletica leggera, per l'atletica pesante e per tutti gli sport. Mirko Zanni è il simbolo di questi giovani. Sindaco, insomma, la festa di Cordenons per Mirko Zanni e per questa medaglia di bronzo che parla cordenonese. Come quando c'erano le notte magiche del calcio, mi ricordo negli anni 90, Cordenons ha vissuto le notti magiche quest'anno con le Olimpiadi, Tokyo 2020, trasferito nel 2021, però noi abbiamo atteso questo evento con ansia, ci eravamo incontrati proprio nei mesi precedenti, avevamo chiesto le aspettative sue, quindi che abbia coronato il suo sogno è anche stato il sogno appunto di noi cordenonesi, è una cosa importantissima. Penso che per ogni persona che fa sport il significato di vincere la medaglia alle Olimpiadi sia il coronamento proprio di una carriera e di un'avventura sportiva, quindi noi ci auspichiamo, essendo giovane, che continui così, che fra 3 anni sia di nuovo là a puntare magari all'argento o l'oro. Comunque per adesso è stato già un grandissimo risultato e di questo siamo fieri tutti quanti. Davvero siete fantastici, grazie. Ed ora ci spostiamo a Remanzacco, dove nasce il park per le biciclette, servirà sia gli agonisti che gli amanti delle 2 ruote. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Remanzacco al Parco Cibert, che è destinato a cambiare nome, si chiamerà in futuro, e tra l'altro fra non molto tempo, Cibert Bike Park. Ne parliamo col sindaco di Remanzacco, Daniela Brizz, perché presto verranno avviati dei lavori proprio in quest'area, grazie a un finanziamento, grazie al sostegno anche della Regione. Esatto, innanzitutto buongiorno a tutti, e sì, hai detto giustamente, cambierà nome questo nostro parco Cibert, diventerà Cibert Bike Park. Questo perché la Regione ha riconosciuto un finanziamento molto importante al comune di Remanzacco, 620.000 euro per la realizzazione di questo bike park più una scuola di ciclismo. Ha riconosciuto la valenza e la portata del progetto anche a livello sovracomunale, per cui una regione che ha accolto proprio l'aspetto positivo dell'intervento, che è un intervento che non va a beneficio solamente del comune di Remanzacco, ma di tutto l'Interland, delle valli, anche per la collocazione strategica di Remanzacco. Ma vediamo che cos'è questo progetto. Sì, infatti scendiamo nei dettagli, perché qui c'è già un'area attrezzata, c'è la sede anche degli alpini. C'è la sede degli alpini, poi qui ci sono del team Grand Zone, che anche questa è un'associazione ciclistica che ha puntato la sua attenzione soprattutto sui giovani, sui bambini, sui ragazzi. Quindi in quest'area così vasta verrà posta una pista di pump track, quindi una pista mobile, modulabile, con delle collinette alte e basse, dove potranno circolare le bici, i roller e gli skate. Dopodiché verrà ampliata quest'area che vedi alle tue spalle, verrà creato un nuovo spogliatoio e più verranno create delle aule didattiche per la scuola di ciclismo. Quindi una scuola di ciclismo che sarà riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana. Teniamo conto che in Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo solo 4 scuole di ciclismo, di cui una sola in provincia di Udine. Ecco, quindi la finalità sportiva e didattica di questa area. Il comune non spenderà nulla o solamente con fondi regionali? Allora con fondi regionali, sì. Poi piccoli aggiustamenti li faremo noi con le nostre risorse, perché ad esempio questi giochi che vedi alle tue spalle dobbiamo spostarli davanti alla casetta, alla sede degli alpini, dobbiamo recintare l'area, però il grosso della somma, 620.000 euro, servirà per queste strutture e poi il rifacimento dell'illuminazione e poi collocheremo anche naturalmente le colonnine di ricarica per le bici elettriche e anche delle colonnine per la manutenzione delle bici. Fra quanto tempo cominceranno i lavori? Prestissimo, perché noi primi 2023 dobbiamo fare l'inaugurazione. Ed ora andiamo a Udine, riunione della Giunta Comunale questa mattina. Allora, per le novità ci colleghiamo in diretta con Palazzo d'Aronco, dove si trova per noi Isabella Gregorata. A te la linea, buongiorno.
Buongiorno Alexis, hai già anticipato, mi trovo qui a Palazzo Daronco. I lavori della Giunta si sono protratti più del solito e infatti manca, tra l'altro anche oggi non è presente per il momento il sindaco, comunque la Giunta si è tenuta lo stesso. Sono state assunte alcune decisioni, fra le quali una riguarda 6 alloggi messi a disposizione dal Comune di Udine per finalità sociali. Sono con l'assessore al bilancio e al patrimonio Francesca Laudicina, quindi 6 alloggi per il momento, li avete individuato in 3 zone della città. Sì, dunque si tratta di 6 alloggi che erano stati inseriti negli anni precedenti nel cosiddetto piano delle valorizzazioni, quindi dovevano essere dismessi, tenuto conto della comunicazione ricevuta, della richiesta ricevuta dai servizi sociali, per preciso dall'ambito, e anche insomma del difficile momento a causa Covid. Si è pensato invece che forse sarebbe stato meglio revocare l'alienazione di questi beni, ristrutturarli dopo aver fatto una valutazione precisa di quanti erano i lavori da fare. Si tratta di pitturazione, sistemazione dei serramenti, in tutti quanti va sistemata la parte elettrica, in alcuni va sistemato meglio il bagno, ma soprattutto si è deciso di fare questo passo per poter mettere a disposizione appunto a fini assistenziali, a fini sociali, questi 6 immobili che si trovano in via Mantova, in via Pirona e in via Gortani, in modo tale che possano essere utilizzate da persone che si possono trovare anche a causa del difficile momento della pandemia in difficoltà e quindi possono essere messi appunto a loro disposizione. Possono essere nuclei familiari, soprattutto con minori, o anche singoli. Pensiamo magari al papà separato che momentaneamente non trova un immobile dove sistemarsi, e quindi la decisione appunto è stata quella di fare di solito, rispetto al solito, il percorso contrario, cioè revocare la dismissione e rimetterli invece all'ambito in modo che li possa utilizzare appunto per questo tipo di finalità. Ecco, in effetti avete riscontrato che in città le problematiche da questo punto di vista sono aumentate? Allora, diciamo che non c'è ancora uno studio preciso, però guardando in prospettiva sicuramente non è magari il mio assessorato che se ne occupa nello specifico, ma sono appunto i servizi sociali e quelli riguardanti l'ambito, sicuramente si è visto che c'è l'incremento, o che comunque si suppone che ci sarà un incremento di richieste di questo tipo, quindi per farci i segnali ci sono. I segnali ci sono, e per farci anche trovare preparati abbiamo deciso appunto di revocare la dismissione. Bene, ringraziamo l'assessore Francesca Laudicina. Ricordiamo che praticamente gli alloggi sono a disposizione in via Mantova, in via Gortani. Ce ne sono esattamente 3 in via Mantova, 2 in via Gortani e 1 in via Pirona. Ecco. Bene, grazie all'assessore Francesca Laudicina. Per il momento restituisco la linea allo studio, ci vediamo fra poco. Grazie Isabella, noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, tra poco a voi la linea. Bentornati in diretta da Voi la linea. Da subito come sindacato ci siamo mobilitati a sostegno delle vaccinazioni anti-Covid, come dimostrano i diversi protocolli siglati in tal senso, ma concordo con Landini, il Green Pass per i lavoratori non diventi strumento in mano alle aziende per discriminare e licenziare. Così William Pezzetta, segretario regionale della CGIL, sentiamolo. A tutti voi ben trovati. Manca poco all'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass per tutta una serie di attività, e tra l'altro proprio in questi giorni c'è un confronto tra governo e sindacati su certificazione verde e vaccini obbligatori per i lavoratori. C'è stata un'apertura in questo senso da parte del segretario generale della CGIL Landini, il quale però ha subito sottolineato e precisato che il Green Pass non può diventare uno strumento nelle mani delle aziende per discriminare, per licenziare o comunque per demansionare i lavoratori. Ne parliamo con William Pezzetta, segretario generale della CGIL per il Friuli Venezia Giulia, che ci ha raggiunto in studio. Grazie per essere con noi. Intanto. Buongiorno. Allora, lei come la vede questa faccenda dei vaccini obbligatori per i lavoratori?
Sì, è un tema molto delicato perché ovviamente da una parte noi parliamo della tutela della salute, della tutela collettiva della salute, dall'altra parte c'è tutto il tema ovviamente della privacy o dei diritti del lavoro, per cui sono temi molto delicati, premesso che noi siamo per vaccinare, per favorire il vaccino, e abbiamo fatto in tal senso anche molti protocolli in questo senso qua, su questo voglio essere chiarissimo perché è l'unico sistema che ci può portare fuori da questa pandemia. È chiaro che anch'io concordo con il mio segretario generale, bisogna solo stare attenti che questo Green Pass non diventi magari uno strumento per qualche azienda, per qualche titolare, magari per licenziare o per fare qualcos'altro. Poi vedremo come andrà in queste ore qua, che decisioni farà il governo. È chiaro che quello che noi stiamo spingendo in tutte le maniere, anche in tutte le realtà dove facciamo assemblee e quant'altro, è quella di invitare tutti quanti fermamente a vaccinarsi. E infatti anche sul tema dell'immunità di gregge i sindacati sono scesi in campo, c'è un nodo cruciale che è quello degli ultra sessantenni resti alla vaccinazione, un problema italiano, un problema in particolare del Friuli Venezia Giulia dove questa fascia di popolazione è particolarmente ampia, siano lavoratori o pensionati. Ecco, un appello, una sensibilizzazione in questo senso è arrivata anche dal sindacato. Certo, ma noi abbiamo avuto anche proprio l'esperienza che ci ha fatto capire quanto sia importante vaccinarsi. Ad esempio le case di riposo e i lavoratori che lavorano nella sanità sono stati i primi a vaccinarsi quest'anno verso febbraio-marzo e da lì subito insomma, abbiamo avuto una caduta verticale poi di casi propri da Covid. Credo che sia una responsabilità collettiva che tutti ci dobbiamo addossare. Non dico che sia una cosa facile andare a vaccinarsi, però lo dobbiamo fare perché è il miglior strumento e soprattutto è una tutela collettiva anche per i giovani. Voltiamo pagina, c'era una volta il mese di agosto, quello in cui le aziende chiudevano, i bambini erano a casa da scuola, le famiglie partivano con le loro valigie per lunghe vacanze. Il quadro è decisamente cambiato e questo certamente ancora prima della pandemia da Covid. Che mese di agosto si prospetta per questo territorio, in particolare per le attività produttive? Sì, devo dire un mese di agosto dove tendenzialmente, insomma, potrei dire quasi classico, tra virgolette, dentro questa pandemia. Molte aziende fanno le loro settimane di ferie, ovviamente tenendo conto che siamo in un mercato globale, per cui ha ragione lei, non siamo più come una volta, ovviamente. Non abbiamo casi per adesso insomma, eclatanti sia nel caso di chi fa accordi per lavorare tutto il mese di agosto, ma neanche di aziende o realtà che ci chiedono tutto il mese di agosto di stare in ferie. Diciamo che siamo abbastanza, almeno dai dati che ho io che sono in possesso, nel mondo, parlo ovviamente dell'industria, dentro una quasi normalità. Ci sono situazioni di crisi, temiamo questo sì, che quest'autunno alcune situazioni possano esplodere, ma vedremo di gestirle sperando che ci sia un accordo anche sugli ammortizzatori sociali che è assolutamente necessario. Ecco, a questo proposito c'è il tema dello sblocco dei licenziamenti. Quanto vi preoccupa? Ci sono timori poi in particolare nella nostra regione? Ma quello che io credo, prevedo, almeno nelle grandi realtà per adesso tutto sommato no, devo dire la verità che la grande industria nella nostra regione anche in epoca di Covid ha tenuto bene. Soprattutto questo fenomeno può accadere dove è molto meno presente il sindacato, penso nelle piccole e piccolissime realtà, perché assistiamo a molte piccole realtà che sono entrate già in difficoltà col Covid e che il Covid gli ha dato una mazzata. Ecco, non abbiamo dati ancora certi, noi avevamo stimato che con la prima caduta del blocco dei licenziamenti, perché la seconda sarà a fine ottobre per tutti gli altri servizi e per il turismo, che comunque con la prima caduta fossero a rischio nella nostra regione un 3.000 posti di lavoro. Ripresa post pandemia, ammesso che si possa parlare già di post pandemia, qual è la situazione e soprattutto quali sono le prospettive in questo territorio?
Ma noi abbiamo una grande opportunità, noi come tutta l'Europa, no? Che è quello del recovery plan, delle grandi risorse che arriveranno. Speriamo vengano gestite bene. Noi abbiamo consegnato alla Regione un nostro documento, figlio delle nostre considerazioni, delle nostre osservazioni come organizzazioni sindacali. Noi siamo una regione collocata anche in un punto strategico dell'Europa. Se sapremo investire bene nelle infrastrutture, soprattutto se le risorse per l'innovazione e la digitalizzazione nelle nostre aziende verrà fatta in maniera seria, perché noi abbiamo buone realtà aziendali, però necessitano molte di queste proprio di un cambio di passo, noi potremo anche avere una prospettiva importante. Un'ultima considerazione per quanto riguarda i giovani, sicuramente hanno risentito nel mercato del lavoro di questa crisi, sono tra i più penalizzati. Già nel nostro paese il tasso di disoccupazione giovanile è preoccupante, c'è anche poi il tema dei NEET, i giovani che non studiano, che non hanno un lavoro, che nemmeno lo cercano. Ecco, questa è sicuramente una partita molto importante. Sì, io mi ricordo che circa un anno fa noi avevamo un dato anche nella nostra regione drammatico, un giovane su 5, per giovani intendo sotto i 35 anni, non aveva un lavoro e neanche non cercava un lavoro, per cui parlavamo di un 25%, è un fenomeno altissimo, magari abbandonava la scuola ma ovviamente senza un futuro. È un tema ovviamente secondo me centrale, perché una regione, un paese che non dà prospettiva ai giovani è un paese senza futuro. Devo dire la verità che molti giovani anche vanno per l'Europa, vanno in giro per l'Europa. Noi abbiamo purtroppo un mondo del lavoro con un precariato spinto e diffuso, pensi che anche molti ricercatori hanno dei contratti precari. Allora è chiaro che se noi vogliamo dare un cambio di passo di qualità dobbiamo partire dalla dignità e dal rispetto delle persone, che vuol dire anche rivedere anche tutto quello che è il tipo del mercato del lavoro, dandogli regole nuove. Adesso è il momento di poterlo fare, noi lo stiamo chiedendo anche al governo, per cui più stabilità, meno precarietà, più dignità delle persone. Grazie allora William Pezzetta, grazie, arrivederci. Grazie, grazie a tutti. Altre novità dalla riunione della Giunta Comunale di Udine, allora subito la linea alla nostra Isabella Gregorato, a te. Grazie Alexis, adesso sono con l'assessore allo sport Antonio Falcone, perché oggi si è deciso di dare un aiuto alle famiglie che ne hanno bisogno, di dare un contributo per poter accedere alle attività sportive della città. Sì, esattamente. Il contributo si chiama Far Sport oltre la crisi. Appunto abbiamo oggi portato avanti l'istruttoria, è un contributo che va diciamo, a essere impiegato e rivolto a quelle famiglie che hanno dei redditi decisamente più bassi. Va a lavorare su redditi di ISEE di un 15.000 euro, quindi tutte le famiglie che hanno un reddito dentro i 15.000 euro possono accedere ed erogherà un massimo di 150 euro per ogni figlio che pratica un'attività naturalmente sportiva, non potremo darglielo per più attività sportive. Il contributo, diciamo, l'anno scorso ha avuto meno richieste in quanto c'è stato un fermo fisiologico dovuto al Covid. Quest'anno abbiamo messo a budget il doppio dei fondi che sono stati utilizzati quest'anno, quindi siamo pronti a dare questo contributo che è veramente molto sociale per aiutare tutte le famiglie a far fare ai propri figli lo sport. Bene, ringraziamo l'assessore allo sport Antonio Falcone e passiamo la parola all'assessore al turismo Maurizio Franza. Intanto una piccola battuta, abbiamo visto in città tanto turismo, tanta gente, mi dicevano dalla Polonia, dall'Austria, dalla Germania, paesi dell'est. Praticamente si ritorna agli anni 2000, 2010, 2008. Ma io ho potuto anch'io riscontrare questo ritorno di tanti turisti in città, nella giornata di ieri, di stranieri che arrivano dai paesi di turisti anche dalla vicina Austria, che fa pensare positivamente ad una ripresa del settore turistico e quindi anche delle attività commerciali in centro. D'altronde Udine si presenta molto bene con i palazzi, adesso alcuni interamente recuperati, con un castello splendido e quindi con molte iniziative culturali e di intrattenimento, per cui senz'altro ci saranno grandi opportunità per chi vuole venire nella città di Udine.
Prospettive buone quindi per il mese di agosto qui in città, ma c'è anche un'altra iniziativa. Parliamo di Giulietta e Romeo, ne parliamo al volo perché noi abbiamo Lucina e Luigi e quindi anche qui si punterà molto proprio su questa coppia della storia, famosa nella storia, nella leggenda. Sì, la grande storia d'amore di Romeo e Giulietta, celebrata da Shakespeare con i suoi protagonisti friulani, Lucina e Luigi, e attorno a questo è stato costruito dagli architetti Borrella un percorso dell'amore con delle panchine a forma di cuore che verranno collocate dalle città di Tarvisio per passare poi molti comuni del Friuli, da Brazzacco a Udine, arrivare fino a Lignano e poi collegherà idealmente fino a Verona, e quindi iniziative di promozione turistica del territorio legate a questa grande storia d'amore con percorsi ciclabili e quindi un turismo slow e sostenibile. E in Piazza Venerio? E in Piazza Venerio sarà, ove si è celebrata la grande storia d'amore, ci verrà collocata questa panchina che sarà un qualcosa anche di design, come dicevo, perché verrà realizzata in acciaio cortene, potrà prestarsi a tante foto degli innamorati e poi con collegamenti anche sui social, con un QR code in cui si potranno dare tutte le informazioni necessarie ai turisti e con tutta una serie di applicazioni sui social per promuovere il territorio del Friuli e Udine in particolare. Grazie all'assessore al turismo Maurizio Franz, grazie a Paolo Bassi per le riprese. Qui da Palazzo Daronco è tutto, restituisco la linea allo studio. A te Alexis. Grazie alla nostra Isabella Gregorato per questa diretta da Udine, grazie a voi per l'attenzione. A voi la linea termina qui, ma tornerà domani sempre puntuale, mentre alle 16:30 ritorneremo in diretta con l'informazione. Buona giornata.